giorno 23 e 24 marzo ci sarà la reliquia del Beato Livatino a Realmonte. In questa occasione il Comune, la Parrocchia San Domenico e l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte hanno fatto squadra, hanno deciso di fare una manifestazione dal titolo Giustizia e pace si baceranno, tratto da un salmo che non solo ci farà riflettere sull'importanza, sul ruolo, sulla persona magistrato del Beato Rosario Livatino, ma anche su un tema attualissimo che è la pace, in un momento in cui in Ucraina si sta assistendo a un vero e proprio martirio. Il Comune, come sempre, ritiene che fare squadra faccia la differenza, soprattutto in momenti così importanti, così significativi per un'intera comunità. Insieme alle istituzioni, alla sindaca e alla dirigente Fazzi, abbiamo pensato di fare 2 giorni dedicati sulla giustizia e sulla pace. Avremo in mezzo a noi la reliquia del Beato Rosario Livatino e la camicia insanguinata del giorno del martirio. Avrà un significato fondamentale. Vogliamo iniziare questo tempo, è il tempo della primavera, quindi, come dicono i padri della Chiesa, il sangue dei martiri è il seme dei cristiani, dei primi cristiani, quindi vogliamo vivere un tempo di grazia, che questa reliquia possa essere un messaggio soprattutto ai giovani per costruire una nuova civiltà. Stiamo vivendo la pandemia, abbiamo anche la guerra in Ucraina, che il Beato Livatino possa aiutarci a scoprire la bellezza delle beatitudini. Quindi questo è l'augurio di questi 2 giorni. Faremo anche un bel pellegrinaggio il giorno 24, partendo dalla piazza per arrivare alla Scala dei Turchi, e lì celebreremo la Santa Messa, e alla sera poi ci sarà una proiezione dell'immagine del Beato Livatino e anche la proiezione delle nazionalità diverse, quindi per dare un messaggio di pace. Lo slogan di questi 2 giorni sono giustizia e pace si baceranno, quindi l'augurio è proprio che ci sia pace con la giustizia che possa regnare in questo tempo particolare e delicato. La scuola sarà presente e all'accoglienza della reliquia del Beato Livatino. Per noi è un simbolo molto importante per il valore che rappresenta, soprattutto nella formazione dei nostri ragazzi. In un percorso trasversale di educazione civica tutti i bambini saranno coinvolti, dai bambini della scuola materna, quelli della scuola primaria, e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il tema giustizia e pace si baceranno, tratto da un salmo e che fa parte poi dell'inno scritto in occasione della beatificazione di Livatino da un nostro sacerdote, un giovane sacerdote, Don Giovanni Gattuso. È stato tratto appunto questo tema, è diventato anche lo spunto per riflessioni sui temi importanti che oggi coinvolgono l'intera società.